I giovani liguri in pellegrinaggio hanno lasciato la nostra diocesi. Da questa mattina il gruppo si è trasferito a Bonassola. Dal vescovo Tanasini l'augurio di entrare in familiarità con Gesù. Papa Francesco ha ripreso la catechesi sul Decalogo. Successo, potere e denaro sono le tentazioni di sempre. Il grande lavoro di Dio, ha detto, è togliere l'idolatria dal nostro cuore. Prosegue l'ondata di caldo, ma secondo gli esperti il record per l'estate 2018 è rappresentato dall'umidità combinata alle alte temperature. Per i prossimi giorni clima più dinamico. Numerosi interventi della Guardia Costiera nel mare del Tigullio legati ai repentini cambiamenti meteo. Un adempimento per navigare in tranquillità è il bollino blu. Accolta con sollievo la riapertura di Via del Pino a Chiavari. Gli operatori della zona hanno patito i 5 mesi di chiusura indispensabili per completare il cantiere di lavoro. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Riprendiamo insieme ai giovani liguri il cammino che stanno compiendo verso Roma per l'incontro con il Papa che si terrà sabato e domenica di questa settimana, e ieri il momento conclusivo del cammino nel territorio della nostra diocesi. La comitiva si è radunata a Sestri Levante, dove nella Basilica di Santa Maria di Nazareth il vescovo diocesano ha celebrato la Santa Messa. Da parte del vescovo l'augurio a tutti i giovani di entrare sempre più in familiarità con Gesù. La chiesa di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante è stata quanto mai la dimora appropriata per la seconda tappa del cammino dei giovani liguri diretti a Roma. Nazareth è infatti la casa dell'infanzia, della giovinezza e della prima maturità di Gesù. Una casa dove i giovani sono chiamati ad entrare per familiarizzare con Gesù e sentirlo sempre accanto. L'invito del vescovo Alberto Tanasini nell'Eucaristia presieduta al termine della giornata è stato proprio questo. Noi siamo chiamati a nostra volta a entrare nella casa di Gesù, cioè entrare in familiarità con Lui. Questo significa prima di tutto che Gesù è vivo, è qualcuno che si occupa di noi, che ci accoglie. In un clima di grande familiarità si è assistito anche ad una sorta di passaggio di testimone tra il vescovo Alberto Tanasini, per anni delegato alla pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Ligure, e Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova, che ha ricordato il cammino percorso e gli insegnamenti ricevuti. Ci ha insegnato così la bellezza di camminare insieme, tutte le diocesi della Liguria, abbiamo sempre partecipato insieme a questi eventi, ad amare la Chiesa, anche a rispondere agli inviti del Papa e a farlo coralmente, per cui la ringrazio di cuore per tutti questi eventi. È stato bello farlo quando potevo ed è stato bello passare il testimone a questo confratello che è un amico carissimo. Come detto, il cammino è ripreso questa mattina e i giovani hanno raggiunto la diocesi di La Spezia, dapprima in treno a Framura e poi a piedi. Con circa 2 ore di cammino sono giunti a Bonassola, dove si fermeranno per il pranzo prima della partenza per Levanto. Il programma di oggi prevede alle 18 la Santa Messa nel santuario di Nostra Signora della Guardia a Levanto e poi alle 21:15 l'ascolto della catechesi di Padre Enrico. Sentiamo alcuni sentimenti che muovono i giovani a compiere questo cammino. Di queste 2 giornate di strada, quali intuizioni ti stai portando nel tuo zaino? Allora, sicuramente l'apertura, perché a non rimanere solo nei gruppi delle diocesi, delle parrocchie, ma ad aprirsi agli altri e anche a vivere e cercare di trasformare questi momenti anche di fatica in gioia e entusiasmo da portarci dietro per tutta la settimana e portarli fino dal Papa. Come pensi di ritornare a casa dopo questa esperienza? Allora, sicuramente penso di tornare a casa
più sicura di me stessa, perché io a volte sono un po' timida e conoscendo nuove persone mi sento libera di esprimermi, e poi anche quando andremo a Roma a incontrare il Papa, che è la mia seconda volta che incontro il Papa a Roma, sicuramente mi sarà rimasto qualcosa da questo campo e tornerò sicuramente cambiata. Alessandro, come stanno andando queste giornate di strada? Sono abbastanza faticose, il tragitto più o meno è abbastanza in salita quasi sempre, però comunque siamo un bel gruppo, abbiamo fatto nuove amicizie, nuove conoscenze e ho conosciuto nuove persone di nuove parrocchie e comunque è anche un bel cammino spirituale e queste 2 giornate sono state molto belle e spero che anche le prossime siano altrettanto. Che tipo di risposta vorresti avere da queste giornate? Diciamo che io sono venuto a questo campo, questo viaggio, soprattutto per mettermi in gioco e per scoprire nuovi lati di me stesso e anche per fare delle nuove amicizie e nient'altro, per mettermi in gioco, diciamo. E Papa Francesco, che incontrerà i giovani italiani a partire da sabato al Circo Massimo, questa mattina ha tenuto la consueta catechesi del mercoledì in aula Paolo VI, proseguendo il ciclo di riflessioni dedicato al Decalogo, in particolare soffermandosi sul tema dell'idolatria. Il Papa ha fatto riferimento al passo biblico del libro dell'Esodo, nel quale si racconta del vitello d'oro, l'idolo per eccellenza. Il Papa ha invitato a soffermarsi sul contesto nel quale si svolge questo episodio biblico, il deserto, luogo di precarietà e di insicurezza, immagine della vita umana la cui condizione è incerta e non possiede garanzie inviolabili. La necessità di un idolo porta Aronne a creare un vitello, allora simbolo di fecondità, abbondanza, energia e forza, fatto di oro, quindi rappresentazione per eccellenza della ricchezza. Successo, ricchezza e denaro sono le tentazioni di sempre, ha detto il Papa. Il grande lavoro di Dio è togliere l'idolatria dal nostro cuore. Sentiamo un passaggio della catechesi. Successo, potere e denaro. Sono le tentazioni di sempre. Ecco che cos'è il vitello d'oro, il simbolo di tutti i desideri che danno l'illusione della libertà e invece schiavizzano, perché l'idolo sempre schiavizza. C'è il fascino e tu vai, come il fascino del serpente che guarda l'uccellino e l'uccellino rimane senza poter muoversi e il serpente lo prende. Aronne non ha saputo opporsi, ma tutto nasce dall'incapacità di confidare soprattutto in Dio, di riporre in Lui le nostre sicurezze, di lasciare che sia Lui a dare vera profondità ai desideri del nostro cuore. Questo permette di sostenere anche la debolezza, l'incertezza e la precarietà. Veniamo ora ai temi locali, parliamo del caldo. L'ARPA ha emesso anche oggi un nuovo avviso meteorologico per l'elevato disagio fisiologico. Alcuni dati che si sono registrati in Liguria, le minime nella notte più alte si sono registrate a Savona, ad Alassio con 26 gradi, mentre nella mattinata di quest'oggi il valore più alto registrato alle 11:30 di questa mattina è in località Piandeirati nel comune di Orero, dove si sono raggiunti 33,1 gradi. Una situazione questa che si ripete ormai da diversi giorni, ma già nel prossimo fine settimana dovremo entrare in una fase più dinamica dal punto di vista meteorologico. L'estate 2018 tuttavia non si attesta tra le estati da record per quanto riguarda le temperature, ma sicuramente per l'elevata umidità. Ne abbiamo parlato con Daniele Laiosa. Cosa ci dobbiamo aspettare dalle temperature dei prossimi giorni? Allora, la tendenza è verso un calo graduale di questa ondata di caldo, quindi soprattutto il disagio legato all'afa, all'umidità si è già ridotto nelle ultime 24 ore, rimarremo comunque in un contesto umido, quindi non sparerà completamente, ci sarà comunque appunto questo contesto nuvoloso, amplificherà
in qualche momento anche questa percezione di caldo, però a livello termico di temperature assolute il picco è già stato superato. Entriamo in una fase più dinamica in generale, quindi vuol dire che torneranno i fenomeni di instabilità sul Mar Ligure, i contrasti, e questo quindi localmente andrà ad alleviare questa sensazione di caldo, e qualche contrasto potrà essere anche di forte intensità sul mare. Prevediamo tutta una serie di passaggi. Anche per noi previsori adesso entriamo in un periodo più difficoltoso, appunto proprio in chiave previsionale, perché stante l'elevato calore questi fenomeni possono anche scoppiare all'improvviso, quindi i modelli con più difficoltà riescono a inquadrarli, soprattutto sul breve e lungo termine. L'ondata di caldo di quest'estate rappresenta un'eccezionalità o comunque una tendenza anche rispetto agli ultimi anni e quello che ci dobbiamo aspettare poi per gli anni a venire? È stata un'ondata di caldo importante per la nostra regione. A livello nazionale se ne sono avute di più severe. Quello che è importante appunto constatare, dati alla mano, è stato il picco elevato di umidità combinata a temperature medio-alte. Non si sono superati veri e propri record, come per esempio è accaduto il 7 agosto 2015, ma è importante raffrontare questi valori con un'umidità che è stata spesso del 70-80%, quindi noi, facendo raffronto per esempio con una centralina che ha piuttosto lunga la serie storica di dati, quindi quella del Rapallo Boate, si può vedere come l'Humidex, che è l'indice bioclimatico che esprime maggiormente questo disagio fisiologico legato all'afa, quindi alla scarsa traspirazione del corpo umano, mostra valori importanti che sono proprio al limite del pericolo per la salute, ecco. E i repentini cambiamenti meteorologici di quest'estate hanno richiesto numerose volte l'intervento della Guardia Costiera per natanti in difficoltà, natanti che si erano messi in navigazione in condizioni di bel tempo e poi sono stati colti da improvvisi temporali. Su questo tema abbiamo l'approfondimento insieme al comandante della Guardia Costiera, che ci parla anche di un altro adempimento indispensabile per la navigazione, ovvero quello del bollino blu. Sul fronte marittimo l'estate 2018, almeno nella sua prima parte, si è caratterizzata per repentini cambiamenti meteorologici, un fattore non secondario per l'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, che in diverse occasioni è stato chiamato in causa da diportisti in difficoltà. Abbiamo già fatto diversi interventi e la cosa che stiamo notando, come avrete potuto apprezzare anche voi, è che il tempo è piuttosto instabile, per cui ci ritroviamo in situazioni nelle quali abbiamo una giornata di sole che poi improvvisamente cambia e subentra il cattivo tempo. Questo ovviamente è un fattore di complicazione in più, perché il diportista che magari non ha curato con attenzione anche la visualizzazione del bollettino meteo si ritrova magari a dover gestire una situazione di mare che non era preventivata, non era prevista, e quindi potrebbe avere qualche difficoltà. Questo comporta quindi la necessità da parte nostra di essere ancora più attenti e quindi essere pronti ad intervenire nel momento in cui si verifichi una situazione di emergenza. Per una navigazione tranquilla, un adempimento a cui sono tenuti i proprietari dei mezzi per la navigazione è il cosiddetto bollino blu. Il contrassegno, che deve essere esposto in maniera visibile sulla propria imbarcazione, consente ai diportisti di ovviare ai cosiddetti controlli di routine. La barca che espone questo simbolo viene ritenuta in regola anche nelle verifiche successive. Viene compilata una scheda di controllo che rimane agli atti e il bollino blu viene materialmente affisso in una parte ben visibile dell'unità, in maniera tale che alla successiva navigazione il diportista avrà la serenità che, qualora non commetta infrazioni e si trovi a navigare regolarmente, non verrà nuovamente sottoposto a controllo. Quest'anno abbiamo una novità sul bollino blu, nel senso che mentre dal 2013 fino all'anno scorso veniva disciplinato con una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da quest'anno invece è stato inserito a pieno titolo nel codice della nautica da diporto, quindi ha assunto una rilevanza maggiore perché è stato disciplinato con una norma di rango nazionale. In Liguria sono passate dalle 63 del 2016 alle attuali 151 le spiagge libere attrezzate e gli stabilimenti balneari accessibili dalle persone diversamente abili. In 2 anni dunque il numero di strutture che hanno scelto di adeguarsi alle necessità dei disabili è cresciuto di oltre il 70%. Sono 36 quelle situate in provincia di Genova. Da quest'estate inoltre la Guida Mare ha dedicato un'applicazione per i cellulari con l'elenco dettagliato dei servizi a disposizione sulla spiaggia
spiaggia accessibili più vicina in Liguria. Il servizio è svolto insieme alla Consulta regionale per l'handicap e a INAIL. L'app funziona comune motore di ricerca che su base provinciale con indagini sia geografica sia per stabilimento suggerisce i servizi fruibili con particolare attenzione alle persone con deficit motori. Presenza di parcheggi per disabili, assenza di barriere architettoniche, rampe di accesso a norma, servizi igienici adatti a persone in carrozzina e così via. Da questa mattina è riaperta al traffico via del Pino a Chiavari, una direttrice centrale per la città dopo i mesi dovuti ai lavori di messa in sicurezza delle condotte sotterranee. Una riapertura che è stata accolta con sollievo dai commercianti della zona che nel corso degli interventi hanno patito disagi. Sentiamo. Riapre al traffico via del Pino, dopo i lavori per liberare il sottosuolo dalle ostruzioni e permettere il deflusso dell'acqua piovana direttamente in Corso Garibaldi. I lavori, iniziati il 12 marzo, si sono protratti più a lungo del previsto, poiché durante l'intervento è stato trovato un muro di rilevanza archeologica e la Soprintendenza all'Archeologia ha dovuto interrompere i lavori. La chiusura di via del Pino vi ha creato disagi? Ma per quanto riguarda la nostra attività in particolare no, perché noi non lavoriamo prevalentemente sul passaggio, ma lavoriamo su persone che conoscono comunque il nostro istituto ottico. Ma non è un disagio che può essere quantificato, però una maggiore attenzione alle piccole ditte, ai bisogni di quello che è. Hanno chiuso, ma noi non abbiamo, nessuno ci è venuto a dire chiudiamo la strada per tale periodo, per quanto tempo. Un po' di disagi senz'altro perché la segnaletica non era chiara e quindi arrivare qui, specialmente all'inizio, anche per i parcheggi, non è stato facile. E la strada chiusa sicuramente ha creato problemi di passaggio perché è ovvio che le macchine giravano tutte prima della piazza, quindi la visibilità sicuramente si è persa, quindi direi che i lavori sono andati molto per le lunghe, quindi sicuramente un po' di disagi ce li ha creati, senza dubbio. Sì, perché noi affluendo moltissimo col passaggio, molte macchine passando rallentavano per guardare le vetrine, poi la strada sempre molto spesso chiusa, le persone non erano possibilitate a visionare anche le vetrine laterali. È stata una chiusura importante, ci avevano avvisato che per Pasqua l'avrebbero riaperta, siamo arrivati ad aprile a Ferragosto, quindi è stato un disagio notevole per noi, senza contare poi che siamo stati penalizzati anche dal cantiere che abbiamo qua davanti e che purtroppo per lavori delle abitazioni al di sopra dei nostri negozi ci sono sempre queste transenne e quindi la visibilità un po' così del nostro negozio sicuramente da questi lavori è stata notevolmente penalizzata. La comunità delle Suore Clarisse di Levi celebra la solennità di Santa Chiara. Domani, da oggi e sino a venerdì, ogni mattina alle 7 le lodi, alle 7:30 la Santa Messa, alle 18 i Vespri. Venerdì 10 agosto alle 21 nella chiesa del convento si farà memoria della nascita al cielo di Chiara. Sabato 11 agosto, giorno della festa, alle 8 le lodi, alle 9 la Messa e alle 18 i Vespri. Inizia domani la preparazione alla festa di San Pellegrino nella comunità parrocchiale di Santa Maria di Sturla a Carasco. Alle 21 l'Eucaristia e la supplica al Santo. Domenica 12 agosto alle 18 la Santa Messa seguita dalla processione con l'Arca del Santo. Sabato vigilia della festa, dalle 20 si svolgerà la cena di San Pellegrino. E ora andiamo sul nostro sito internet perché numerose sono le comunità del territorio diocesano che festeggiano con solennità San Lorenzo, la cui data ricorre il 10 agosto. Prosegue la preparazione alla festa nell'omonimo quartiere a Levi. Ogni sera alle 19:30 la Santa Messa è celebrata nella cappella. Venerdì, giorno della festa, alle 18:30 la Santa Messa, seguirà un momento di condivisione della cena sul piazzale della chiesa. Festa di San Lorenzo anche nella chiesa parrocchiale di Cogorno, venerdì alle 20 la recita dei Vespri, la Santa Messa, la processione guidata dal parroco Don Stefano Libini. In occasione della festa di San Lorenzo a Conscenti sarà benedetto il nuovo piazzale antistante la cappella. Sarà presente l'architetto Roberto Spinetto che ha diretto i lavori. Alle 20 l'inaugurazione, quindi il canto dei Vespri, la processione con la partecipazione degli artistici crocifissi e la banda musicale. L'omelia sarà tenuta da Don Gianluca Trovato. A Rocca Tagliata di Neirone la festa di San Lorenzo sarà caratterizzata anche dalla tradizionale rievocazione storica nel borgo medioevale. Venerdì alle 10 la Santa Messa, alle 14:45 la presentazione delle danze tradizionali, alle 16 il Vespro e la processione. Seguirà un momento di condivisione e gioco e alle 21:15 il Medieval Show.
Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti. Avvenire presenta in prima pagina l'intervista al vice premier Di Maio che rivendica l'approvazione del decreto dignità e chiede all'Unione Europea una svolta per lo sviluppo. L'Europa cambi linea sui conti. Uno stop all'azzardo, abbiamo sconfitto la lobby, dice il ministro del lavoro. E proprio sul lavoro, l'altro fatto di cronaca, da Foggia, caporalato, promessi aiuti alle imprese oneste, il governo smantelliamo i ghetti, procuratore per i feriti non c'era posto, e intervista anche al segretario del PD ed ex ministro dell'agricoltura Martina, sui fatti lavoriamo insieme, basta slogan. Da 1000 strade, 40.000 giovani incontro al Papa, partiti i cammini l'11 la veglia al Circo Massimo, verso il Sinodo dall'ascolto all'incontro alla gioventù di Francesco. E su questo un'intervista al presidente della CEI, il cardinale Bassetti, che dice: i giovani chiedono di essere riconosciuti, il nostro appare sempre meno un paese per loro, non costringiamoli a emigrare come fecero i nonni. Siamo sul secolo XIX, il decreto dignità e legge, il governo prepara il taglio di 100.000 pensioni d'oro, intanto sottopagati e con pochi diritti il dossier sull'esercito dei 750.000 Pony Express. Due personaggi a confronto, Barmassa e Soldini, a confronto i volti dell'avventura, uno scala le montagne più alte, l'altro sfida le immensità degli oceani. E poi dal nostro territorio bus turistici, il filtro fa flop, a Rapallo ricorre ai vigilantes. E all'interno del secolo XIX, nelle pagine del Levante, dagli universitari le idee di rilancio per un parco Rocca a 4 stagioni, spostamento della biglietteria, apertura del giardino, realizzazione di aule a scopo didattico ed espositivo, l'accordo tra Comune e Ateneo finalizzato alla valorizzazione delle peculiarità del sito, 1.500 euro al primo premio assegnato appunto ad un pool di ragazzi. Già approvati i lavori di sistemazione per 172.000 euro. Ancora all'interno del secolo, per la cronaca nera, presa gang di ladri georgiani, 2 furti a Chiavari e Rapallo. Per entrare negli alloggi usavano una chiave bulgara da loro costruita, la vediamo nella foto. I 2 appartamenti del Golfo del Tigullio sono stati svaligiati tra giugno e luglio. Pendolari del furto per razziare in Riviera partivano in auto da Genova. Le ultime notizie dalla redazione, oggi per noi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina. I carabinieri del nucleo radiomobile di Sesti Levante hanno denunciato un 26enne e un 25enne per ricettazione. I 2, già con pregiudizi di polizia, sono stati trovati in possesso di una bicicletta rubata a Sesti alcuni giorni prima. La rifurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Dalla redazione è tutto. Bene, grazie. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19.15, alle 20.30 e alle 22.45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.